È stata un'occasione molto importante di confronto tra vari protagonisti e attori della scena, sia economica che sociale. Il Credito Cooperativo Veneto è un modello di banca che avendo i soci residenti, i soci esclusivamente veneti, è un modello che cresce la comunità e dà cuore alla comunità. Poi non avendo dividendi e avendo soltanto un dividendo che è fatto da servizio, da cortesia, da disponibilità del personale o comunque l'utilizzo di servizi, la qualità di servizi bancari, è un modello che trova una coincidenza perfetta con quello che sono le esigenze dei nostri soci. Non dobbiamo sprecarlo, è un patrimonio importante che ereditiamo da oltre 130 anni di storia. Ricordiamo che la prima banca di credito cooperativo è nata in Veneto nel 1883, quindi è dal 1883 che siamo in Veneto. L'abbiamo costruito con un profilo basso, ma molto importante. La riforma fa paura? No, la riforma è un'opportunità, è una grandissima opportunità per tutti noi. Chiaro che i rischi ci sono insiti, ma sta a noi difenderci e difendere questo patrimonio importante che abbiamo.